Siamo molto contenti di aver avuto un riscontro così immediato da parte della Regione del Veneto, del Genio Civile di Treviso, che davvero ringrazio per il sopralluogo di ieri, che ci ha permesso di condividere appunto lo stato così grave in cui versa il Sile per quanto riguarda il tema delle alghe nel territorio di Silea, ma penso che questa situazione sia simile anche negli altri comuni rivieraschi. Gli interventi sono previsti appunto per i primi di settembre. Ha avuto successo l'appello della sindaca che aveva chiesto al Genio Civile e alla Regione Veneto un intervento urgente per rimuovere la consistente presenza di alghe nel Sile all'altezza dei posti barca di Sant'Elena e davanti all'osteria da Anea. Una situazione gravemente compromessa anche a vista d'occhio. Nelle scorse ore è arrivato proprio il sopralluogo dei tecnici del Genio Civile di Treviso e del comune di Silea che hanno confermato gli interventi di pulizia per settembre, ma la sindaca auspica un tavolo di concertazione tra enti interessati che faccia dell'efficienza la parola d'ordine. Rinnovo però il mio invito, il mio appello a coordinare al più presto un tavolo interistituzionale con gli enti superiori e con i comuni rivieraschi perché si trovino dei protocolli di azione molto più snelli per interventi efficaci e puntuali. Le alghe non aspettano la burocrazia degli enti per riprodursi e prolificare, quindi è necessario che ci siano delle procedure amministrative che consentono degli interventi molto più puntuali e molto più diciamo tempestivi. Il cambiamento climatico ha certamente influito, ma l'episodio si ripeterà. Del resto, anche negli scorsi anni la proliferazione vegetale era stata ampia. Dunque è bene prepararsi al futuro per tempo, anche perché il Sile è zona tutelata dal punto di vista ambientale dall'omonimo ente parco ed è anche area di interesse turistico. Come tale andrebbe pertanto manutenuto in condizioni di eccellenza. Gli interventi programmati per settembre sono degli interventi importanti che andranno a intervenire sia sulle sponde sia sull'alveo e quindi questo è già un grande risultato, un buon risultato, ma non si può aspettare ogni anno di trovarsi in queste situazioni che rischiano di compromettere veramente l'assetto complessivo del fiume.